L'Istituto attiva i seguenti indirizzi. Presso l'Istituto Tecnico Economico, Amministrazione, Finanza e Marketing, Relazioni Internazionali e Marketing, Turismo. Presso l'Istituto Tecnico Tecnologico, Informatica e Telecomunicazioni, Elettrotecnica e Elettronica. Presso l'Istituto Professionale Statale Industria e Artigianato, Manutenzione e Assistenza Tecnica, Produzioni Industriali ed Artigianali, Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale. Presso Istruzione e Formazione Professionale, Operatore Meccanico. Per frequentare l'Istituto Tecnico Economico è importante avere il desiderio di essere protagonista della realtà, specie economica, di conoscerne e padroneggiarne i meccanismi. È importante avere apertura al cambiamento, alle lingue straniere, a tessere relazioni, al lavoro in equipe. Sufficiente autonomia nell'organizzazione dello studio, interesse a raggiungere una preparazione tecnica specialistica insieme ad una solida cultura generale. Chi vuole frequentare l'Istituto Tecnico Tecnologico deve avere interesse per il settore elettrico e informatico e per le nuove tecnologie in generale e desiderio di conoscerne e padroneggiarne i meccanismi, apertura al cambiamento ed al lavoro in equipe, sufficiente autonomia nell'organizzazione dello studio, interesse a raggiungere una preparazione tecnica specialistica insieme ad una solida cultura generale. Chi si iscrive all'istruzione professionale e all'istruzione e formazione professionale deve essere interessato a tematiche ed operatività legate alle tecnologie tradizionali, indirizzi elettronico, elettrotecnico e meccanico, e ambientali, indirizzo gestione acque. Approccio pratico e laboratoriale alle discipline, ancor più se strutturato su attività manuali, propensione ad un immediato inserimento nel mondo del lavoro. Chi si iscrive presso l'Istituto Tecnico Economico, Amministrazione, Finanza e Marketing e Relazioni Internazionali e Marketing ha competenze generali nel campo dei sistemi e processi aziendali, della normativa civilistica e fiscale, degli strumenti di marketing e comunicazione. Sa operare nei diversi ambiti aziendali, usa fino a 3 lingue straniere per comunicare e ha competenze informatiche funzionali al mondo aziendale. Chi si iscrive presso l'Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali e internazionali, della normativa civilistica e fiscale e dei sistemi aziendali con specifico riferimento al settore turistico. Sa usare 3 lingue straniere e possiede competenze informatiche rivolte alla comunicazione, anche nell'ottica della valorizzazione del patrimonio turistico territoriale e nazionale. Chi si iscrive all'Istituto Tecnico Tecnologico indirizzo Informatica e Telecomunicazioni ha competenze circa i sistemi informatici, l'elaborazione delle informazioni, le applicazioni e tecnologie web, le reti e gli apparati di comunicazione. Progetta e gestisce basi di dati, reti e sistemi di elaborazione, opera nel quadro di norme concernenti la sicurezza e la privacy, usa l'inglese in ambito professionale. Chi si iscrive all'Istituto Tecnico Tecnologico, indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica, ha competenze nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive delle macchine elettriche, dei sistemi per la generazione, conversione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica. Interviene per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e dispositivi alle norme sulla sicurezza. Sa programmare controllori e microprocessori e intervenire nell'automazione industriale. Chi si iscrive all'istruzione professionale e all'istruzione e formazione professionale negli indirizzi Industria e Artigianato per il Made in Italy e Operatore Meccanico sa comprendere e realizzare disegni tecnici in ambiente CAD 2D e 3D, realizza prototipi al tornio e alla fresa e organizza la produzione in serie sviluppandone le fasi operative. Sa programmare macchine a controllo numerico, gestire e mantenere torni, frese e centro di lavori pluriassi. Chi si iscrive all'istruzione professionale indirizzo manutenzione ed assistenza tecnica
Sa comprendere e realizzare schemi elettrici, impianti elettrici e domotici, sia civili che industriali. Sa installare e mantenere automazioni gestite da PLC e realizzare quadri elettrici di bordo macchina. L'indirizzo gestione delle acque e risanamento ambientale fornisce competenze necessarie per la gestione di reti e di impianti idrici, il monitoraggio e controllo delle risorse idriche, la regimazione delle acque, il riutilizzo delle acque reflue ed altri compiti legati al controllo, al risanamento e alla prevenzione dei danni ambientali.